Siamo con Giulia Sogara, benvenuta ai nostri microfoni. Giulia, esordio con gol il tuo, una buona partenza per te e per la squadra. Sì, penso che possiamo essere contente di questa prima partita perché abbiamo mostrato che già, nonostante il poco tempo di allenamento, sappiamo già giocare a calcio e possiamo sicuramente migliorare, però è già un buon punto di partenza. Il tuo gol a chi te lo dedichi, questo primo gol? Sicuramente intanto un po' a me stessa perché insomma, fare già un gol alla prima partita per me è importante e poi a tutte le persone che mi hanno detto vai a Vittorio perché puoi dare qualcosa di più. Come sono le gambe? Partita ravvicinata dunque anche proprio come dicevi alla preparazione, come ti senti e come vi sentite tutte? È stata dura all'inizio anche perché oggi faceva veramente tanto caldo. Gambe un po' pesanti, però verso il secondo tempo meglio. Quindi abbiamo fatto un buon lavoro fisico e ne vedremo i frutti anche più avanti. Si ritorna subito fra 7 giorni per il turno di ritorno di questa coppa. Speriamo di fare una partita bella come questa, se non anche meglio, e di far giocare anche forse chi ha giocato un po' di meno perché può dimostrare di essere forte e buono anche per questa squadra. Grazie Giulia. Grazie a voi, ciao. Allora mister, come abbiamo sentito in settimana da Rossa e dalle tue ultime dichiarazioni, ogni partita è fondamentale per conquistare i 3 punti, dicevi. Sì, diciamo che io ad ogni gara vorrei un atteggiamento comunque positivo. Positivo a prescindere comunque dal il punteggio finale. Chiaro, oggi siamo state premiate anche perché insomma abbiamo lavorato parecchio durante la settimana e è una logica conseguenza quasi il risultato. Poi è vero anche il Gorice era da poco iniziato la preparazione, quindi insomma anche loro erano sulle gambe. I ritmi sono stati abbastanza lenti, però comunque ho visto l'atteggiamento propositivo, quello che chiedevo, e anche qualche buona giocata, insomma non guasta mai calcolando poi i carichi di lavoro che abbiamo avuto in settimana. Ci presentiamo con un cospicuo vantaggio per la gara di ritorno, cosa vuoi vedere e cosa proverai di diverso magari? Sì, lavoreremo comunque in settimana per migliorare certe cose che tengo moltissimo, quali poi possono essere la condizione fisica. Oggi il caldo sicuramente non ha agevolato le giocate e quindi lavoreremo comunque su aspetti che non abbiamo ancora toccato durante questi giorni. Mi aspetto comunque un atteggiamento, ripeto, non per essere ripetitivo, ma comunque con la testa dentro la partita, dimenticando quello che abbiamo fatto e comunque ad ogni gara abbiamo sempre un qualcosa da dimostrare. Statistica veloce, 5-0 come l'anno scorso per il Vittorio Veneto, anche se quest'anno è in doppio turno e l'attacco hanno segnato tutte praticamente. Sì, questo è sempre positivo, poi diamo merito comunque a tutta la squadra perché parliamo di coloro che hanno finalizzato il risultato, ma dietro c'è stato un lavoro importante sia in fase difensiva ma anche di costruzione, quindi io veramente do un plauso comunque a tutta la squadra perché hanno veramente messo in campo anche sopportando i carichi di lavoro, ripeto, che ho detto prima. Quindi quando andiamo a concludere vuol dire che dietro c'è comunque un lavoro che passa attraverso i reparti come è stato oggi. Grazie mister. Prego, arrivederci a tutti. Allora mister Bernardi, partenza in salita te lo aspettavi, lo aveva anche evidenziato Conventi in settimana, cosa però hai visto di buono in questa partita per la tua squadra? Beh, ho visto tanto di buono perché noi siamo venuti a giocare a Vittorio Veneto con 2 allenamenti sulle gambe e le mie ragazze hanno fatto di più di quello che mi aspettavo. Hanno tenuto il campo per 90 minuti con 4-5 gol evitabilissimi che penso che con la preparazione adeguata non li prendavamo. Però abbiamo fatto un buon allenamento, abbiamo messo 90 minuti sulle gambe e adesso dalla prossima settimana iniziamo a lavorare di nuovo e dopo abbiamo un mese prima di affrontare un campionato preparate. Ti diamo intanto ancora il benvenuto ai nostri microfoni, visto che l'anno scorso il Vittorio Veneto era in Serie A. È sempre un piacere intervistarla, mister. Fra 7 giorni comunque vedremo un altro Gordici, sicuramente con 7 giorni sulle gambe in più. Sì, diciamo che noi la preparazione inizierà dalla partita dopo di Coppa Italia perché come ho detto prima ho ancora 4-5 ragazze che stanno lavorando che mi mancano
Intanto andiamo avanti così, dopo dalla prossima settimana cominciamo a fare un po' di lavoro specifico per arrivare alla prima partita di campionato preparati. Diciamo che adesso siamo un po' ancora in rodaggio perché ho fatto giocare qualche ragazzina che non aveva mai giocato anche con squadre importanti come la vostra e vediamo, dai, bisogna lavorare. Dicevi in rodaggio, però ti mancava qualche pedina. Sì, ci mancava 3-4 ragazzi, il portiere, un paio di centrocampisti, la punta. Siamo venuti qua, ho fatto giocare quelle più giovani che penso che avessero un po' più birra anche se non abbiamo fatto tanto allenamento. Però abbiamo fatto un buon allenamento. Ci vediamo domenica dunque, mister. Complimenti ancora comunque. Sì, grazie anche a voi, è sempre un piacere essere intervistati dallo staff del Vittorio Veneto e ci vediamo, dai.